questo il ristorante? Qua. Si chiama a Mantova. E voilà, eccolo qua il capo. Lei si vede abbastanza, ecco, lasciamo intravedere anche un attimo un po' più in là, ecco, si vede lei, questa è la modalità selfie. Ecco, è arrivato anche qui ad Olgiate Olona, benissimo, un po' più così occupiamo meglio, facciamo vedere anche sullo sfondo. Ecco, bene, questo è il bello della diretta, un attimo, anche perché ci vuole il cappello, ecco, ci vuole... Poi, per prepararci come mai abbiamo fatto così? Signori! Come minimo ci vuole un cappello, ecco, il cappello ci vuole, almeno quello, ecco. Bene, oggi intanto siamo con il patrono, come posso definire, il capo, il patrono del ristorante. Ecco, come dire, nel quartiere di Siviglia c'è il factotum, vediamo, del Marina. Ma com'è? Marina, ovvero? L'acronimo del nome delle mie tre sorelle, Marisa, Rita e Anna, la finale di Anna. Quindi lei... Io non c'entro, io Sono le donne. Comandano le donne. Le cape. Ufficialmente comandano le donne. Quindi in cucina abbiamo La Rita, quella del mezzo. quella del mezzo. Ecco, e le altre due chiaramente. Loro hanno un altro ristorante a Tradate dove fanno Ah, sempre qua nei dintorni, qualche vicino, camera, qua vicino. esatto, qualche anche bel Sì, quadro, sì, qualche sì, bel quadro, infatti. qualche installazione, qualche Armand. Sì. Ecco che non è male, bene. Allora siamo col patrono, vero, col signor? Pino per gli amici. Pino Possoni. Ecco qua, che è un nome, una garanzia, un'istituzione. Nel Quanti tempo, quanti anni? Diciamo i 44 anni mi danno un po' di garanzia, il fatto che stiamo qui, il lavoro non ci manca, è un senso di piacevole 44 anni fa patrimonio. era il... Era 73, 17 maggio 73, dove il pesce ancora non era un prodotto così conosciuto in questa zona, dove il pesce era una cosa che si aveva saltuariamente, era una cosa straordinaria. Cosa si pagava a quei tempi? 3.000 lire? No, Quanto era il conto nel alla fine? 73 era 750 lire. Ah, ecco. Il primo, secondo, il vino e il caffè. È una roba che rimane datata nel tempo, ma è una cosa che è sempre viva. Che negli alberghi si spendeva meno. Ancora meno perché ricavavano qualcosa in più sul pernottamento, sul fatto che c'erano due Le cose sono un po' cambiate. Comunque al Marinà, se allora magari si mangiava carne, adesso... Sì, adesso siamo sul pesce e l'acronimo è diventato il simbolo del pesce al ristorante. Il nome del ristorante, datato nel tempo, ha portato verso il pesce senza creare degli scompensi. Al Marina si andava per il pesce, come se a Olgiate ci fosse il porto, ci fosse il mare. La Marina degli Olgiate no, Marina è solo il nome del La ristorante. Scanso dei Equivoci è comunque pesce che arriva dall'Adriatico, Tirreno. Adriatico, Tirreno, Liguria, Sicilia. Quotidianamente è una cosa che ci piace proporre. E per mangiare il pesce bisogna venire a Olgiate Olona, perché uno dice ma vado a Venezia, vado a Chioggia, in realtà... Sì, infatti, Olgiate Olona è diventato un punto di riferimento per gli amanti del pesce, per i clienti che vengono da noi e che danno questo carattere al nostro ristorante. Io dico che al ristorante Marina la cosa più bella, siccome non c'è il mare, non c'è così, sono i clienti, clienti importanti. No, facciamo vedere un attimo, facciamo vedere le clienti anche cioè, la presenza anche femminile chiaramente, che sono poi sempre quelle che trascinano noi maschi nei ristoranti, perché altrimenti magari non ci potremmo permettere ristoranti così raffinati. Per la presenza femminile è utile anche per questo. Ecco, quindi questo ne diamo atto. Ecco, quindi, le donne sono sicuramente più eleganti, raffinate, Hanno tono anche al ristorante. bene. Tanti solo uomini che abbiano ruoli di puro mangiare. La bellezza femminile dà un senso di qualità anche a questo. Certo che poi non basta solo il pesce, poi bisogna avere anche tutti quei prodotti di contorno, il buon Ovviamente, tartufo, certo, dei prodotti di buoni altissima funghi. qualità, sì, altissima qualità nei prodotti, altissima qualità da poter proporre senza rischi di barare, ecco, non è il caso. Col pesce crudo non si bara, primo.
fatto di qualità è altrettanto vero che ormai chi viene da noi ha conoscenza attenta e specifica di cose che mangia ed è inevitabile che deve essere soddisfatto al 100%. Questo sì. Io tra l'altro ho scoperto che chiaramente venendo a pranzo la domenica chiaramente riesci a vedere poi questi piatti piuttosto che la sera magari con le luci più soffuse, però voi nel frattempo di sera adesso è tutto diventato praticamente bianco, quindi, ecco, quindi è tutto quindi anche la sera Anche la più o sera meno, si vede tutto, quindi non, anche perché bisogna cambiare ogni tanto, 44 anni, è chiaro che... Ma noi ogni volta facciamo, ogni giorno facciamo 3 cose nuove. Proprio motivati da questa voglia, da questo interesse quotidiano, da questa Qual è passione. l'ultima cosa che vi siete inventati? L'unica cosa che ha mangiato proprio lei, come un piatto. L'ultimo che ha mangiato lei. Ah, l'ultimo piatto. Vabbè, io avevo provato anche gli altri, chiaro che se arriva subito quello, chiaramente è avvantaggiato. Avvantaggiato, perché abbiamo un bel percorso, noi preferiamo dare poco ma tante cose, e poco ma di tante cose. Poco di tante cose vuol dire non stancare il palato, non stancare il cliente, inutile fare 20 forchettate della stessa cosa, uno la farà a casa. Qui sa di assaggiare in quantità minore più cose e dà sempre un'intuizione e anche una strategia premiante, perché il lavoro non ce l'ha fatto mai mancare. Vabbè, diciamo che il piatto creativo lo fa il prodotto, possiamo dire così, la carta. Quello che si pesca si inventa con i prodotti stagionali, anche con prodotti diciamo non a chilometro zero ma di altissima qualità, vedi i gamberi col fingerline, vedi quelle cose lì. Io ho notato soprattutto che si riesce a sentire il tartufo con l'astice, l'omar, no? Come dicono i francesi, e il tartufo tuber bagnato un picco Ora che c'è, anche se quest'anno forse di grande qualità, non eccessa, comunque sempre un buon anche taglio. perché c'è sempre detto che se il tartufo non c'è, non è buono e costa molto, quindi il periodo quest'anno è un po' così. È stata una cosa non troppo, diciamo, il tartufo poco caro e soprattutto non troppo abbordabile. Un tartufo solo di profumo non regge, servito abbinato a un sapore riesce a dare la sua caratteristica. Lei non si offende se le dico che forse la cosa migliore che abbiamo assaggiato sono dei fichi caramellati. Ha visto che roba? Piacciono pure a lei? E poi li faccio io, possono essere buoni. No, com'è? È una ricetta Una che si tramanda? ricetta che mi ha dato una signora tedesca, peraltro molto brava, e allora faccio questi fichi in stagione e le ferie mi permettono di gestire questa raccolta. E facciamo cuocere i fichi in forno ricoperti con lo zucchero, pezzati di zenzero, li facciamo cuocere in forno per 2 ore a 180 gradi, li togliamo, li facciamo caramellare poi sul fuoco vivace. Quando il zucchero inizia a caramellarsi, togliamo dal fuoco un bicchierino di rum e poi si invasano, si sterilizzano e si ritirano, e noi li usiamo durante le stagioni. Poi l'abbinamento al gorgonzola, l'abbinamento anche al dessert puro, con un gelato di fichi, insomma è una cosa che si può gestire molto bene, è un prodotto straordinario, per me è straordinario. Complimenti a Pino, in cucina chi c'è? Mia sorella Rita. Si chiama Rita, abbiamo detto che fa parte della di Marina. Ed è la titolare ufficiale del ristorante. Per cui la Rita è proprio la capa. La capa. Ecco, che chef poi in realtà sì. significa questo. Bene, Olgiate Olona. Poi c'è di Varese. Olgiate Olona, no, l'abbiamo già olgiato bene. Ci è andata abbastanza bene. Non male. Poi c'è il titolare che è simpatico. Troppo buono, la ringrazio quello molto. Bene, Olgiate Olona, non di lunedì mi sembra. Sempre, non di mercoledì. Non di mercoledì, quindi aperto tutte le sere, escluso mercoledì e la domenica a pranzo. Io la ringrazio molto. Grazie.